Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. I carabinieri di Messina hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 36enne. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo scoprendo che nella mansarda aveva allestito una mini coltivazione di troca e deteneva quasi 3 kg di marijuana in essiccazione già provvista di infiorescenze, 4 confezioni per un totale di 77 grammi della medesima sostanza già pronte per essere cedute. I carabinieri di Modica hanno arrestato un giovane albanese. Il 23enne che si trovava in regime di detenzione domiciliare si era di fatto reso irreperibile da luglio, facendo perdere le tracce. Grazie a una lunga attività di indagine, i militari dell'Arma sono riusciti a localizzare il fuggitivo, intervenendo nell'abitazione della sua ragazza, anch'essa di origine albanese, situata in località San Pieri. Nuovo look per il sottopasso di via Sant'Euplio dopo i lavori di riqualificazione disposti dal comune per ridare vita a un sito continuamente esposto al vandalismo degli incivili. Si sono infatti conclusi i lavori di ripristino delle pareti di circa 50 metri del tratto di via Sant'Euplio danneggiati, tenuto conto che le ultime cure del manufatto risalivano a oltre un decennio scorso. Come ogni anno torna la magia del Natale che detiene la capacità di coinvolgere chiunque. Piazza Università, via Minoriti e via Montesano, con un centinaio di casette in legno addobbate e illuminate, rallegrano questi giorni di festa con luci e colori tipici del periodo più atteso dell'anno. I mercatini di Natale saranno aperti tutti dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 21, e nel fine settimana nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 22. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.